Non c'è weekend che tenga. Per il presidio di Padernello di Paese, già alla ribalta delle cronache, per il cimitero allestito in mezzo a una rotonda con le simboliche croci a memoria dei veneti che si sono tolti la vita, è una giornata di lavoro, la giornata delle decisioni importanti. Posizioni estremiste per quanto riguarda la rivoluzione da fare per scardinare questo Stato, secondo me sono necessarie e la gente le apprezza. Un movimento che si presenta provato dagli oltre 30 giorni di protesta, ma non stremato. Un gruppo che cambia anche la propria connotazione, aprendo le porte anche ai primi cittadini. All'appuntamento di Padernello la sintesi tra tutte le fazioni venete, senza quello che fino a questo momento è stato il leader dei forconi, Lucio Chiavegato, un assente illustre. Divisioni interne ai presidi, come in qualsiasi altra protesta, le idee sono varie e vanno valutate tutte quante indistintamente. Divisioni non ce ne sono, può esserci chi si autoesclude. A pesare più delle assenze sono state però le presenze, quelle dei sindaci scesi a discutere proprio con il movimento anticasta e antipolitici, una riunione a porte chiuse con la stampa invitata a uscire in quanto non gradita. È un movimentismo sincero ancora che si sta organizzando e per questo da guardare con interesse. Alla fine stanno solo cercando di migliorare il paese in cui vivono. Attanaglia alle famiglie, attanaglia a noi amministratori e da amministratori abbiamo voluto in qualche modo fare un passaggio per dimostrare la nostra vicinanza al gruppo. Gli attivisti intanto non intendono mollare la presa, l'obiettivo è quello di organizzare iniziative eclatanti che possono attirare anche l'interesse della stampa internazionale. La protesta continua, abbiamo bisogno di tutti i cittadini, soprattutto di portare a conoscenza i cittadini di tutte le problematiche e di eventuali soluzioni che possono avere